Amici sportivi, buon pomeriggio e un cordiale saluto al Sorbello Stadium di Visconti. Siamo alla quarta giornata nel campionato di eccellenza siciliana nel girone B. La Messana con 7 punti dopo 3 partite chiede strada alla Nebros, compagine che fin qui è stata protagonista di 3 partite sicuramente positive ma che ha raccolto appena un punto. È stata una settimana piena per la Messana che dopo la vittoria, quella rimediata in campionato nell'ultima gara mercoledì, è andata a vincere in Coppa Italia Eccellenza in casa dell'Atletico Catania Via Grande, vittoria importante in vista del match di ritorno del 15 ottobre. Diamo allora lettura delle formazioni. Messana con Ferrara, Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Mazzola, Biondo, De Leon, Cannavote, Jesus, Franchi. Risponde la Nebrus con Seldin, Noto, Conti, De Nadal, Sacca, Bontempo, Panzarella, Scolaro, Traviglia, Lo Giudice e Scaffidi. Ora invece la sfera finisce in verticale per Giorgio Scaffidi. Lo Giudice, la finta su Mazzola, passa Lo Giudice, entra in area di rigore, occhio a Lo Giudice, mette dentro Ferrara. Gli scambi corti. Fragapane, Franchi riesce a trovare il passaggio, la sponda per Biondo. Fragapane, De Leon, l'ex Reggio Ravagnese può puntare Conti, invece no, c'è la salita di Fragapane, palla in mezzo, Santiago Seldini in uscita, De Leon! Destro al lato di Manolo De Leon. Ora il pallone finisce a Cannavò, Cannavò arriva, Fragapane a sinistra, Fragapane, calcio di rigore! La rincorsa è la consueta, va a Cannavò! E spazza via tutto, fa 1-0, segna sempre Antonio Cannavò! Servito a sinistra, ancora Fragapane a sovrapporsi, il cross di Fragapane che scavalca il portiere, la palla rimane lì, De Leon, il destro, Bontempo dice no, poi Franchi, il mancino, ancora Cannavò, Cannavò, Seldin! Tricamo, finta, e da Bonasera. Ancora Bonasera ma sul pressing Lo Giudice non falloso, Lo Giudice mette dentro Taravaglia, ma arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara al Sorbello Stadium di Visconti, dove i primi 50 minuti Messana e Nebros sono sull'1-0, decide, nemmeno a dirlo, Antonio Cannavò su calcio di rigore al 41esimo, evita tutto, evita l'intervento di Lo Giudice, poi Gargiulo allontana ma lo fa sui piedi di Scolaro, il cross di Scolaro sul secondo palo, Scaffidi, fuori Bonasera e dentro Deodato. Questa è la scelta di mister Cosimini. Pontini cerca di sgusciare ancora Pontini, il pallone è di Noto e poi c'è un fallo, attenzione perché arriva il secondo cartellino giallo per Alessandro Fragapane e arriva ovviamente il conseguente cartellino rosso, può cambiare tutto. C'è il numero 9 Antonino Cannavò con il numero 13. Va Scolaro verso la porta, la palla rimbalza pericolosamente davanti a Ferrara che si accartoccia e dice no. E arriva adesso il triplice fischio al Sorbello Stadium, la Messana non fallisce l'appuntamento, è 1-0 sulla Nebros, decide il gol di Antonio Cannavò, calcio di rigore decisivo al 41esimo, Messana che soffre, lo fa bene nell'ultimo quarto d'ora con l'uomo in meno per l'espulsione di Fragapane.